Sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare difficili sfide in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Ci troviamo nelle Ande più desolate della Sardegna occidentale. Qui è quasi un anno che non piove. Sembra che qualcuno dall'alto chiuda il rubinetto ad aprile e lo riapra ad ottobre. Mi sono appena introdotto in un giardino e ho trovato degli attrezzi che potrebbero essere adatti alla sopravvivenza. Qua dentro abbiamo delle forbici che potremmo usare per... Che cosa vuole? Scusi, mi lasci lavorare, sto lavorando. Per usare per della fauna indigena siamo dovuti scappare e lasciare le nostre forbici. Non c'è problema ragazzi, noi delle forze speciali riusciamo a entrare in caverne e strappare cinghiali a mani nude. Andiamo a procurarci la cena. È meglio idratarsi prima di andare a caccia. Dopodiché accenderemo il fuoco con 2 bastoncini di legno. Mentre mi reco nella zona noto che il territorio è stato già stoffoggiato dai cinghiali. Il mio cane ha appena affiutato le tracce di una tana di cinghiale. Ora io entrerò là dentro e lo prenderò al collo, proverò a tirarlo fuori e lo ucciderò con una pietra. Aveva un brutto muso, mi sono spaventato, era incredibile, era spaventoso, quindi ho dovuto mollare, quindi penso che oggi mangerò bacche. Probabilmente all'interno di questo zainetto sono rimaste delle briciole di pane Carasau che io ora leccherò dal suo interno. Poi mi dirigerò a nord e poi Valà. Questo fuoristrada è stato progettato per portarmi a 3000 metri di altezza sopra un vulcano, dove io mi catapulterò al suo interno e preleverò un po' di lava. Prima di entrare in un vulcano, la prima cosa da fare è bagnarsi. Ora preleveremo una bacca fumabile da questa pianta del Caucaso. Vediamo un pochettino i suoi effetti. Sicuramente questa mi aiuterà a non sentire i 3000 gradi che si trovano all'interno del vulcano. Deciso, intraprendo il cammino verso le fauci del vulcano. Noi delle forze speciali usavamo mangiare un pezzo di sterco di cane fresco. Ah, fa veramente schifo ragazzi. Si sta facendo tardi, è meglio trovarsi riparo. Costruirò una capanna. Con questo coltellino svizzero taglierò i polloni di quest'albero e costruirò una casa per la notte. Ok, la casa l'abbiamo costruita, ora non ci resta che passare la notte e domani ci incammineremo verso il vulcano.